Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Svolta nella morte del cameraman palermitano Mario Biondo, trovato impiccato 12 anni fa nella sua casa in Spagna. Un tribunale di Madrid apre per la prima volta l'ipotesi dell'omicidio. Femminicidio a Gela, arrestato il compagno della vittima, un bracciante agricolo romeno accusato di averla picchiata a morte. L'uomo, per sviare le indagini, aveva detto che la donna era caduta. A Palermo le dichiarazioni di un nuovo pentito fanno tremare il mandamento di Brancaccio che fa affari col pizzo, e intanto arriva un nuovo video denuncia dell'imprenditore palermitano Giuseppe Piraino. Catania, nuova violenta aggressione nel centro storico. La vittima è un giovane straniero picchiato da 3 uomini sconosciuti. I motivi della violenza. Sabato e domenica tornano le giornate FAI, 2 giorni per visitare dimore e palazzi storici, chiese, parchi e giardini, siti poco conosciuti e non sempre aperti al pubblico. Il tema è Sussurri del tempo, percorsi tra memoria, bellezza e nobiltà. Calcio, dopo la sosta per la nazionale, il Palermo ospiterà la capolista Modena con l'obiettivo di riconquistare la vetta. In Serie C il Catania dopo un mese torna alla vittoria contro il Siracusa, alla 7ª sconfitta in 8 gare. Ancora ben trovati, lo avete sentito, c'è una svolta nella morte di Mario Biondo che è avvenuta il 30 maggio 2013 perché dopo 12 anni un tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso del cameraman, marito della presentatrice spagnola Raquel Sánchez Silva, potrebbe non essere stato un suicidio, avallando quindi la tesi stabilita nell'agosto 2022 dal Tribunale di Palermo. Lorena Dolci. Arriva la tanto attesa svolta sulla morte di Mario Biondo, il cameraman palermitano trovato senza vita il 30 maggio del 2013 in Spagna. 12 anni dopo la morte, un tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che potrebbe non essere stato suicidio, accogliendo così la tesi del tribunale di Palermo, che invece indicava come probabile l'ipotesi dell'omicidio. Nel provvedimento si parla di una denuncia contro determinate persone, di numerose prove, ma i giudici spagnoli respingono l'appello dei familiari della vittima, poiché il fatto è passato in giudicato. Il cameraman italiano venne ritrovato morto impiccato ad una libreria nella casa in cui viveva con la moglie, la presentatrice spagnola Raquel Sánchez Silva, che però era in viaggio. In Spagna il caso fu subito archiviato come suicidio, ma la famiglia Bionda ha sempre contestato questa conclusione. Il Tribunale di Palermo ha archiviato l'inchiesta per decorrenza di termini, affermando però che c'erano degli elementi per far pensare ad una messa in scena per coprire l'omicidio. Giovedì a Barcellona la famiglia Biondo terrà una conferenza stampa per diffondere i dettagli della vicenda e annunciare il ricorso davanti al Tribunale Costituzionale. In parallelo chiederanno anche i danni all'amministrazione della giustizia per la cattiva gestione dell'inchiesta, dell'autopsia e per la decisione finale di archiviare il caso. Femminicidio a Gela, nel quartiere San Giacomo. Una donna di 64 anni è stata picchiata a morte dal compagno, un bracciante agricolo di 40 anni, suo connazionale. Gerry Italia. Sarebbe stata uccisa al culmine di una lite nella sua abitazione di Gela, nel quartiere San Giacomo. La vittima è Veronica Abasa, 64 anni, cittadina romena. A colpirla, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il convivente, anche lui romeno, un bracciante agricolo di 40 anni. La tragedia si è consumata nella notte del 17 settembre, al termine di una violenta lite, forse amplificata dall'alcol. I vicini, allarmati dalle urla, hanno chiamato i soccorsi, ma per la donna non c'era più nulla da fare. L'uomo è stato fermato poche ore dopo e adesso si trova in carcere. Durante l'interrogatorio avrebbe fornito una propria versione dei fatti. L'autopsia ha confermato che la donna è morta per le gravi ferite riportate durante l'aggressione. Un nuovo episodio di violenza domestica che sconvolge la città. Domani la procura di Gela terrà una conferenza stampa per illustrare i risultati dell'indagine. A Palermo c'è un nuovo collaboratore di giustizia nel quartiere Brancaccio. Le dichiarazioni del pentito potrebbero far tremare il mandamento che ha nel pizzo una delle prime entrate economiche. Intanto arriva un nuovo video denuncia dell'imprenditore palermitano Giuseppe Piraino. Marco Gulla.
Brancaccio e altri esponenti mafiosi tremano. C'è un nuovo collaboratore di giustizia, si chiama Vincenzo Petrocciani, ha 43 anni ed è stato condannato a 11 anni in primo grado nel processo al clan mafioso di Brancaccio. Petrocciani collaborerà con la giustizia ed è stato trasferito già in una località protetta. Il suo pentimento è emerso alla vigilia della sentenza del processo di appello nato dal blitz denominato Stirpe, un'operazione che ha fatto emergere uno spaccato desolante con tantissimi imprenditori messi in ginocchio dalla mafia e costretti a pagare il pizzo. Le dichiarazioni del nuovo pentito potranno sicuramente permettere di fare una radiografia ancora più definita del mandamento di Brancaccio e ovviamente procedere con altre indagini e arresti. Nonostante però alcune denunce da parte dei commercianti stanchi di dover pagare il pizzo, in tante altre parti della città il racket continua ad essere imposto, come a Mondello, stando a quello che dice l'imprenditore Giuseppe Piraino, colui che ha denunciato diverse volte i suoi estortori. Mondello paga tutta, Mondello e Partanna pagano il pizzo, a Mondello si paga il pizzo, pagano tutti, tutti significa tutti, specialmente al Valdesi. Mettetevelo in testa questo, mettetevelo in testa, pagate tutti, omertosi, veramente omertosi, deboli, e vorrei capire a chi lo pagate, perché pure i marciapiedi sapete a chi pagate il pizzo a Mondello e Partanna. Pure le piante, qua questo, se gli dici il cognome ti esce fuori. È il 2025 e il tessuto commerciale di Palermo è ancora annerito dalle richieste di Cosa Nostra. In pochi denunciano, in molti pagano e subiscono. Nuovo importante sviluppo nelle ricerche di Marianna Bello, la donna di Favara scomparsa dopo il nubifragio del 1° ottobre. I vigili del fuoco infatti hanno trovato una giacca nera riconosciuta dai familiari e le ricerche quindi continuano senza sosta. Ci fa il punto Davide Sardo. Una giacca nera nel canalone tra la 9ª e la 10ª piscinetta. È l'ultimissima drammatica scoperta nelle ricerche di Marianna Bello, la 38enne di Favara scomparsa da 6 giorni dopo il nubifragio che ha devastato la città lo scorso 1° ottobre. La giacca, riconosciuta dal marito e dalla sorella, potrebbe appartenere proprio a Marianna. I vigili del fuoco stanno svuotando in queste ore le vasche d'acqua dove il capo d'abbigliamento è stato rinvenuto nella speranza che possa emergere un nuovo indizio utile. Le operazioni di ricerca non si sono mai fermate. Giorno e notte forze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari della protezione civile continuano a setacciare ogni angolo dell'area. Negli scorsi giorni erano già stati trovati il telefonino, la borsa, una borraccia ed il portafoglio con all'interno la foto di uno dei 3 figli della donna. L'attenzione resta concentrata nella zona del depuratore di Favara, dove scavatori e idrovere stanno rimuovendo fango e detriti accumulati dal nubifragio. Un nuovo tassello dunque si aggiunge al puzzle di questa tragedia, ma di Marianna per ora ancora nessuna traccia. Le ricerche continuano senza sosta. È stata risvegliata dal coma farmacologico la 19enne che a Piazza Armerina invece si sarebbe lanciata dall'auto durante un litigio con il fidanzato. Sentiamo. Migliorano le condizioni della ragazza caduta dall'auto durante una lite con il fidanzato, riportando una grave emorragia cerebrale. La prognosi rimane riservata, ma c'è un cauto ottimismo sulla ripresa. I medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta questa mattina hanno risvegliato la 19enne dal coma farmacologico indotto. La ragazza avrebbe detto di ricordare tutto quello che è accaduto venerdì sera, confermando il racconto fatto ai sanitari quando era ancora cosciente. Abbiamo litigato, io volevo tornare a casa, lui mi ha detto no, ti riaccompagno io. Allora ho aperto la portiera e mi sono lanciata dall'auto in movimento, sbattendo la testa sull'asfalto. L'incidente si è verificato nel quartiere Canalotto di Piazza Armerina, dove i giovani sono ben conosciuti. Nelle prossime ore la 19enne sarà interrogata dalla polizia, che ha già sentito il fidanzato, un 20enne che lavora in pizzeria, e alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. A Catania un giovane straniero è stato aggredito ieri sera. I poliziotti intervenuti lo hanno trovato armato e l'hanno denunciato. L'episodio riporta all'attenzione la recrudescenza di violenza nel centro storico. Eva Spampinato.
Un'altra serata di paura nel centro storico di Catania. Un giovane straniero è stato preso a botte da 3 persone in via Lavandaie, alle spalle di Villa Pacini, proprio sotto gli occhi delle persone che passavano da lì. I motivi ancora sconosciuti. Sono stati proprio i passanti, sconcertati da quello che stava accadendo, a lanciare l'allarme alla polizia. Quando gli agenti sono arrivati, hanno visto delle persone darsi alla fuga. Il giovane extracomunitario con permesso di soggiorno è stato portato al pronto soccorso con diverse ferite, ma allo stesso tempo è stato denunciato perché lo hanno trovato in possesso di un coltello. Il pronto intervento degli agenti ha evitato il peggio, ma la preoccupazione resta alta. Negli ultimi mesi si registrano aggressioni sempre più frequenti nel centro storico. Spesso si tratta di liti tra stranieri, quasi sempre con armi in mano. Solo pochi mesi fa un altro accoltellamento in Corso Sicilia e prima ancora una lite tra posteggiatori abusivi degenerata in aggressione mortale. Andando ancora a ritroso, una donna aggredita mentre passeggiava in centro. La questione sicurezza nel centro storico diventa sempre più pressante. Cittadini e turisti chiedono più presenza delle forze dell'ordine e sistemi efficaci di prevenzione. Occorre disinnescare il clima di paura che serpeggia nelle strade della città. Nuovo colloquio con gli inquirenti per il 17enne rapito il 25 settembre scorso alla periferia di Vittoria, in provincia di Ragusa, e liberato dopo 24 ore nei pressi del mercato ortofrutticolo. Il giovane è stato nuovamente convocato in commissariato. Gli inquirenti gli hanno posto alcune domande e hanno chiesto chiarimenti su alcuni dettagli dell'episodio di cui è stato vittima. Non sono emersi particolari sui contenuti. Dopo 11 giorni le indagini proseguono ancora senza sosta su questo sequestro. E adesso invece la politica siciliana, quindi cambiamo argomento. Sale la tensione all'interno del centrodestra a 24 ore dall'avvio della discussione sulla manovra. Da un lato piovono emendamenti, dall'altro il vice coordinatore regionale lascia Fratelli d'Italia. Sentiamo. Non accennano a rientrare le tensioni all'interno del centrodestra siciliano, dopo un intero weekend occupato dalle polemiche fra Forza Italia e Fratelli d'Italia sulla riconferma di Salvatore Iacolino a dirigente generale della Sanità. Arriva in attesa una debacle per il partito della Premier. L'ex vice coordinatore regionale Francesco D'Urso Somma lascia Fratelli d'Italia polemicamente e aderisce alla Lega. Parla di un partito verticistico nel quale non si ritrova più, nonostante ci abbia militato fin da quando era al 2%. Intanto sul fronte amministrativo sono circa 400 gli emendamenti alla finanziaria quater depositati in commissione, destinati all'analisi dell'ultima manovra di assestamento di bilancio in aula, che sarà in discussione da domani, probabilmente nel pomeriggio. Il termine per presentare proposte di modifica è stato fissato alle 10 di domattina e c'è da aspettarsi ancora molti altri emendamenti. Se ne prevedono 1.000.000, una quantità che certamente non semplifica i lavori d'aula, considerando che la legge da analizzare conta 54 articoli e vale 240 milioni di euro. Il nodo da sciogliere anche qui è l'unità della coalizione di maggioranza. È lo stesso commissario di Fratelli d'Italia, Lucas Bardella, a dire che in aula è probabile ci sia tensione almeno nei primi giorni di analisi della manovra. Lo scontro sulla conferma di Iacolino ha acceso un confronto che era latente da tempo e Sbardella conferma che le tensioni non sono nuove. Anche sulla rete ospedaliera, dice, avevamo fatto proposte di modifica migliorative che non sono state prese in nessuna considerazione. Il paradosso del centro di cardiochirurgia pediatrico di Taormina, che viene premiato a Washington come eccellenza mondiale, prima volta per una struttura in Italia, pensate, ma la regione lo declassa a semplice SPOC di Palermo. Francesco Triolo. Il centro di cardiochirurgia pediatrico di Taormina continua a raccogliere premi, l'ultimo a Washington, dove il Bambino Gesù ha ricevuto il Gold Level Health Award per l'eccellenza raggiunta nei supporti salvavita, un riconoscimento che premia i programmi in tutto il mondo che si distinguono per l'implementazione di processi, procedure e sistemi che promuovono l'assistenza sanitaria e che rappresenta per i pazienti e le famiglie l'impegno e l'alta qualità, con protocolli definiti per i pazienti e formazione avanzata di tutto il personale. A ritirare il prestigioso premio la dottoressa Rosanna Zanai, la dottoressa Daniela Grasso, la dottoressa Ines Andriani e la dottoressa Chiara Tornambè. Il CCPM di Taormina è la prima struttura in Italia a ricevere questo riconoscimento e la quinta in Europa.
Tutto questo sembra paradossale, mentre cresce la polemica sul futuro del reparto. L'inserimento come Spock di Palermo potrebbe indurre il Bambin Gesù a lasciare l'ospedale San Vincenzo, soprattutto a causa dei numeri inseriti nella relazione presentata dalla Regione al Ministero, numeri che secondo diversi fronti politici e sindacali non sarebbero veritieri, ma solo spiegati da logiche politiche per favorire Palermo. E adesso a Catania la pista ciclabile in via Santa Sofia si rivela un flop, mentre nelle vie Bergamo e Varese il tracciato è ostruito dalle auto in sosta vietata. I residenti si lamentano e dicono così è totalmente inutile. Tonino De Mana. Pericolosa sì. È il commento dell'unico ciclista incontrato in quasi 2 ore in via Santa Sofia. Lui, come tanti altri, boccia la pista ciclabile che, in alcuni punti, per la verità, somiglia ad un percorso ad ostacoli o ad un parcheggio. Auto in sosta vietata nelle vie Bergamo e Varese, tracciato ostruito e reso impraticabile anche per i pedoni, costretti a servirsi della sede stradale. Secondo me ha poca utilità, perché parcheggiano le macchine soltanto e non viene utilizzata. È una pista ciclabile, ma la gente la usa come parcheggio perché non passa mai nessuno. Invece di fare la pista ciclabile devono fare dei parcheggi in fondo per la metropolitana. Mobilità insostenibile a Catania, dove pericoli e paradossi si rincorrono. C'è un lato dove la direzione ovviamente in discesa ha una sola corsia, dall'altro dando il doppio senso di marcia, ma siamo sempre sulla stessa direzione con una carreggiata che è stretta. Ripido, assolutamente sconsigliato in discesa e tragicomico l'innesto con la già pericolosa circonvallazione. Basta seguire la fine del tracciato in blu per rendersene conto, con l'immaginario ciclista costretto a risalire un gradino per arrivare sul marciapiede e raggiungere così l'attraversamento pedonale. D'obbligo, il segno della croce. Sabato e domenica tornano le giornate FAI, tantissimi i luoghi spesso inaccessibili durante l'anno che potranno essere visitati. Il tema è Sussurri del tempo, percorsi tra memoria, bellezza e nobiltà. Adelaide Barbagallo. 2 giorni per visitare dimore, palazzi storici, chiese, parchi e giardini, siti poco conosciuti e non sempre aperti al pubblico. Sabato e domenica tornano anche in Sicilia le giornate FAI di autunno, il grande evento nazionale che apre eccezionalmente luoghi straordinari raccontati con passione dai volontari del FAI.